diteci a Mastro Ignazio che è inutile che mi manna la minazza, che a Cassutta non ci copia. Salutiamo. Mate, i maredde che mi ordinastero. Una russa e una vite. Bravo, e quando spegneste? E chi mi volete pagare i maredde, mate? A già sopra sogno io, Nele. Che avevano come masassa? Un'ambasciata di Don Ignazio per l'eredità di suo padrino. Allora è vero. Mio frate marito non ci ha dato niente. È meschino di noi aveva un carro e un morre. Salutiamo, Donnella. Vi saluto, vi saluto. Vi saluto, Donnelli. Donna Idina, devi venire a casa. Non ci potete stare a casa. No, non mi ne vaio. Ma quando solo una gente parla. Non me ne vaio. Che l'aspetto. Sono mittati fuori e voi siete pacioni. Io mi aspetto un dove solo. Io aspetto un sino che passa. Aspetto fino a domani. Fino che moro. Facete come volete. Donnelli, non sapete sentire che non hai altro munno. Che su perdendo sogno a mezza lasciata. Ho scelerato. Dopo che mi levavo l'onore, la salute, la pace. Ora mi lascia. Ma che coriavi? Parla di voi, Donnelli, so vedi in Armandovetto. Vi pare umano chi gioca fa vostro frati? Che vi posso dire io, donna Edina? Disponete di me come volete, ma di più non posso. Ah, Donnelli, voi siete buono, caritatevoli. Ma com'è che non vi assomiglia a vostro frati? Cori di tigri e bocca di menzogna. Quanti paroli, quanti giuramenti per rubare lo suo scopo. E dopo che ci arrivavo, maledetto Gioparrino che ci lasciavo i denari. Ora si sciala e a mia mi lascia morta di fame e di freddo in casa di tinta mavara. Sogno senza camisa, Donnelli. A come voto, curicurro che non hai a nonno. Parlateci voi e decideci che piuttosto di lasciarmi così è meglio che mi azzicca ancora in tutto cuore. Che fame non mi caso. No, donna Edina. Su siete. Ne avete fiducia in me? Di voi? Quando ne potesse sapere a me pace. Tu ne devi andare a casa, che ci parlo io. Fidatevi di me. Avete bisogno cosa? No, niente, grazie. Ma aspetto con l'arma all'occhio e per tutto quello che facete per mia, un signore Varrenni. Aspettatemi in casa, donna Edina. Amore, mi ha fatto fare... Compare, salutiamo, come va? Compare, assai stasto. Si vede che mangiastro buono. Compare, se non mi credete mi mangiai 4 roccoli affocati che erano meglio della carne vedetta. Oh, che galanteria! E poi una bella fumatetta, 4 scoppole piccirini ed eccomi qua pronto da mio compare principale Neri il barbiere. E basta così. Basta, ambare. Guarda, io oggi è vigilia, romani è la festa. Che spendete queste 4 soldi che avete dopo, che ne facete? Impegnate là, compare, o monte, tirano belle frutti. Ah sì, azionista, compare. Lasciatemi stare con una famiglia tanta che ho sopra le spalle. La moglie che mangia per 2, la suocera che pestia quando mamma ciao. Con tutto questo, lo state vedendo? Oggi è la vigilia, domani è la festa di Sant'Agata e mangio cotto, cioè cafucchietta, va. La spesa, La spesa, mia moglie si impegnava il cammello. O cametto, è un noto in euro. Dopo che lo cantarano, ammucciato. E quando era sto cantarano? Che cosa? Un cantarano, per tenere un cametto in do Quale cantarano. cametto? Come? Vabbè. Un cametto. Il cammello quello ciometario con 2 coppe. No, ma... Che c'è? Che si mettono a guardo il cammello? Ma compare, Cammeo si chiama, Cammeo. Cammello si chiama? Sì, Giovanni si chiama, vai. O mondo su pigliano per cammello, che ne saccio io? Mia suocera si impegnava a pennenda. I pennenti? A pennenda.
I pinnenti, a ricchi su due, A compare. ricchi su due, ma la pinnenda è una, perché una se l'aveva impegnato l'anno scorso. Ah, Abbiamo comprato due belle galline, compare. Io, con due teste, tanta così. ma tu è una meraviglia, compare. Che cosa? Io dine con due teste. Io dico con due teste. Poi registra io dine con due teste. No, ma abbiamo comprato due galline. E ogni gallina quante teste ha? Due. Come due teste ha? Ogni gaddina quante teste ha? Guarda, una, ma E perché allora, sono se abbiamo comprato due galline con due teste, una e una ho nausea. capito. E quattro cosce. Sempre due sui gaddine, compare. Sempre due. E come mi fai Pare, fare? le faccio fare da mia suocera ripiene. Sì, buono, signor. sai che ci mettete dentro. Cattone, vambuglia, serratura, so che basta che stanno che con la ditta. Ma una catastro, una catastro. All'acqua e all'anzolo, non ti per i papera. Per i papera che vieni a dini. A pescaria, sì, ora viene magari a dini. A proposito, compare, state attenti che dopo la pescaria è un passo dei ladroni. No, Dopo vi spilano un portafoglio e manco vengono a Non mi ne cucire. spilano il mio Lo portafoglio. spilano, compare. Non me ne spilano. Lo spilano. Non me ne spilano il mio portafoglio. E perché? Perché non ne porto portafoglio, che me ne spilare. Ah, non ne portate? E allora vuol dire che voleva un orologio. Orologio. Chi sto capito? Questo c'ha l'antefutto, guardate. Appena tornate, pappa. Ah, ma compare, siete nulla tenente. Ma ma tu vedete? cosa un mondo hai impegnato, tutto il mondo, oro, Bravo. cose, tutto. Guarda, però se ci permettete, un vino lo mando io. È vero? Chi tu stanno da mascolocia, chi tu buono. Ogni promessa è un debito, vedete che io ci A tengo. stai promettendo io? Ah, va. Compare, lo sapete che vai a dire? Che? Che io non ti veri papera, quando ne esci con moglio dei addini, Sì. si vedevano i peri fuori, io mi passa che c'era qualcuno che mi voleva assicurare. Guarda, io i addini, io spendi i soldi, mi socio, perciò scappo e mi sono andato a ricoverare a casa da mia Bravo, suocera. compare, da Perché stare adesso a attento. casa volevano fottere gli addini. E Questo è il dopo concetto. vorresti io, ad stare attento. Vado a tagliare Guarda, i rode. stai venendo dal carcere. Scansate, mi va attaccando? A mia personale? No, dico per fare prima, perché eravamo in ritardo, con i miei compagni, i clienti, io girai e feci un giro e passai dal carcere. Ah, ho capito. Compare, si sentiva una voce di un cazzarato, sì signore che cantava, compare, ma proprio a sceppare il cuore, così, ce n'era uno che aveva una voce così melodiosa, che faceva proprio pena a sentire. Ma chissà quando cantano, e come so cantano? E se non cantano, li fanno cantare. Ho capito l'allegoria, Avete compare. capito che categoria? No, quale categoria, compare? l'avete detto. Allegoria, voi sapete che significa allegoria? No, non credo che sia più il suo posto. Ma No, quale posto, impara come faccio a spiegare pillo? È come se fosse un concetto nascosto. Ho capito. L'allegoria è il concetto dell'allegria. Ma chi c'entra, compare? Ma io non lo so, perché questo è un po' difficile per me, perché io sapevo tutte queste parole, allegorie, cose, Sì. che facevo giovane a vero, mi scrivevo all'università. Certo, è come, come si dice a baccaggio. Ah, muta accusavo io, ho capito. Ma, pare, Che c'è? Ah, guarda, sotto metafora, sotto metafora. Che scandare, tanto ci voleva. Spiegate. Salutiamo, Raniele! Ti saluto, bellezza. La ragazzina proprio. E mi saluta, ero? Canta, salutai? No, non mi salutaste. Non mi salutaste. Mi salutavo. Non salutaste. Non Non salutai? mi salutaste. Sì. Salute! Ora sì che mi salutaste. Mi sento? No, salutai. Ah, Ma che ancora aperto qua? E sono ancora la porta, siamo un domicilio fruaro, stamattina. Chiudi e Stai signore. chiudendo. Oggi è la festa. no, vigilia. Va bene, la vigilia della festa. La vigilia Vabbè, oggi è la festa. Come principale, menzione preciso lo va umano. Benissimo, tuo principale, un saluti. Perché non chiudo così? Quando mi fa comodo. Non ci fa comodo. Chi sto insieme a quando la Lega, vabbè, non ci stabilisce l'orario. A Lega? Quale Lega? Come quale Lega? Chi da nostra, dei giovani deve avere. Ah, A proposito, Nino! Sì. Ti salutani per me? Aspetta, che non me ne mai, Ma io come potevi dire che non ci venevi? Insomma, ci vuoi essere? O non ci vuoi essere, Nino? Guarda, per dire, te ho fatto la verità, voglio essere sincero, vero? Questa Lega è socialista, vero? Sì. Guarda, io di socialismo mi pare troppo difficile, troppo complicato, non me ne intendo. Ho parlato con mia suocera a tavola a casa di mia moglie. Dice, fai socio, mi disse mia moglie Isabella, mia suocera magari. Adesso poi non ti conviene. Come non ti conviene? Ma come non ti conviene? Ma che sente a dire che il socialismo è troppo complicato? Ecco,
Ecco, questo è il difetto che c'è in Sicilia. Cappettaloni siete come l'ovvi, perché per un operaio non sapere di socialismo era di essere ovvi. Certo, perché tu ne sai, no? Come, sogno socio e non ne saccio? Sì, sei socio. E non l'ha vista la cravatta russa E così? per questo ti dico che non ne sai. Dico, invece di parare a Matula, spiegacelo tu a mio compare Nino, no? Che io l'occhio chiuso era così E grave. che ci vuole? Spiegami. Ce lo spiego io. Spiegaci. Non ne confondiamo. Si confondivo. Mi state ascoltando? Siamo tutti ricchi. Come i tagliariti. Ah, Il socialismo porta tanti vantaggi. Prima di tutto il vantaggio della fratellanza fra tutti i socialisti che formano una famiglia. Chi ti pare giusto mi andiamo quando al mondo ci devi essere un ricco che non travaglia, io pure che io ti sangue da tavola aperto. Guarda, vi siete persuaso di cui rapistro l'occhio. Non pare, lasciatela stare questa categoria che non sto venuto. Lo scorso ripetere, a me mi interessa. Vediamo, parla, prosegui, vediamo che spunta stava nello Che oscuro. picchi puta caso, che io travaglio e se vera tia che non fai niente. Giusto. E su d'accordo tu, spacinnato mangi, e io mangio. Oh, che casseria è? Visto, io sapevo, ne cassariamo, giusto una mangiata. Allora, io mangio, tu mangi. Io mi mangiai il con l'affogato che mi fece mia suocera, ma se tu mi hai tannocchio me ne recuperare all'ospedale. No, io mangio, tu mangi, noi altri mangiamo. Bravo. E se noi altri mangiamo, qua resta di uno. Io non l'ho capito sta cosa. E me ne cosa per dire, ma non c'è una lega socialista uno non si mangia? A così stiamo tutti No, male lo sapete chi è? Che socialista, che tu capisci il discorso? Mentre parlava, mangiava. Allora io mi sono... certo. Però ci sono. Ci sono! Donna Flavia? Donna Flavia? Prego, buon passeggio. Buon passeggio, donna Flavia. Perché? Dico perché a masito principale si da chi a passeare col cappello. Bravo. E mia moglie, la moglie non cosa lo sciallo. Cosa Perché? lo- Perché dopo non ci devi essere così e con sfrazzia sulla natura di fece a tutti quanti uguali. Nino! Tu quale mia sei? Ma ti ha tagliato buono specchio. Parlo, ma del cervello. Ah, del cervelletto, hai ragione. Ah, certo, giusto lì ci fosse chi che vediamo, tu hai due feudi e un niente. No, è giusto. Uno tu e uno io. Mangi tu e mangio io, Nino. Giusto, giustissimo, bene, benissimo. Di bravo. qualità. Non pare, attenzione, facciamolo parlare. No, prosegui. Guarda, mi andiamo. Tu hai due palazzi e io niente. No, io veramente ne ho mancato a scemballaggio. No, che c'è? Puta caso, no? Ah, puta caso, io ho visto Un tu. palazzo tu Certo. e un palazzo io. Certo. Non mi cupetto tu e non mi cupetto io. Ma per l'amicizia capace, io che mi tengo, un palazzo, su vecchio, che ne faccio di un palazzo, che ogni palazzo ha qualche 8-10 appartamenti. Che te ne fai? Uno te lo regalo a tia. Oh. Senti una cosa, siccome i palazzi là, uno all'angolo di Vittorio Emanuele e uno all'angolo di Carabatti, tu quale preferisci? Indifferente. Come vuoi tu? Tu non gli dai a Carabatti? Basta, perché c'è la strada che si possono mettere i carrozzi, i cavalli, va bene così? Va bene così. Oh, Ora mi andiamo, tu hai due cavalli e io niente, Nino. Basta, ho capito. Uno tu e uno io. Sì. Menza parola, compare. A cavallo vai tu e a cavallo io ti Oh. Stai bene, tu puoi pigliare magari tu un cavallo tranquillamente, tu metti una carrozza e fai tu, del regalo palazzo e tutto qua. Va. Bravo. Oh, signore. Va. Che me la cosa. Ah. Mi hai convinto. Bravo. Ah, Mi hai convinto. Ce n'è cravatte rosse in questa società? Quando ne vuoi? 8, una mattina. Che fare quattro? Uomo, che Tu fare non quattro? sei uno. Io sono uno. Io, mia suocera e mia moglie siamo 3, compare di mia suocera siamo 4, 3 piccirini, 4 e 3 fanno 7, e uno un viaggio, arrivare e suo. Bravo, mi piace che è uomo di concetto e sa ragionare. 4 Io cosa da dire e una giusto? 8. Paffa. Ora mi andiamo due iardini e un'enti. Non è giusto, Nino. Una tu e una io. Mezza Mangi tu parola. e mangio io. Mezza parola, una iardina tu e una iardina voi, compare. No, momento, femme tutti. Femme tutti che stavano brugliando i pupi qua. Ma un momento, femme tutti. Femmi se. Fermo, compare. Dopo sbagliassero. Sbagliaste, E perché sbagliai? sbagliaste, Pettino, sbagliaste perché... No, sbagliavo, no, così, sbagliavo di rosso. Di rosso, perché mi compari e dire là per davvero. È davvero? Io gli addio là per davvero, ma una io e una tu che si bruciava la festa di Sant'Aita. Oh, ha cominciato a furriarsi. Io devo i feudi, i palazzi, io ti rialai in palazzo a te. Io voglio tornare. Ah, devi ce la fare. Hai capito?
un socialista, un fiero di palazzo, cavallo, non là di quasi, sì che un morto di fame, dei morti di fame, davvero. Che fu? Idro era. Io sono Idro era là quel lenzuolo, non ti per i papera. Mi hai visto un mogliocchiaino e si voleva ammoccare. Disgraziato, meno male che te resta a conoscere. Io mi resta a conoscere, Allora. tu ti resta a conoscere. Tu ti resta a Ti conoscere. resta a conoscere tu. No. Senti, lo sai che cosa ti dico? Ah? Che non c'è trasuto in questa società, io manco ci trai. No, ci trasse. No, Non c'è caso. No, compare, ci trasse. No, non c'è sasso. Ci trasse dopo che sono mangiati i iadini. Più giusta legge, E certo. giusto legge dopo che... Io mangio a dine e poi... Buongiorno e buone feste! Oh, Che fa? Sono ora! E giusta legge, che visto che essere chiuso, ma siccome... Ma siccome voscenza trasuto, ossia si accomoda, Grazie! prego. Momento che me levi i guarnimenti! adesso ora spaio carretto, capisci? Una rasa a passo di carica perché mi aspetta Sant'Agata! Si accomodi che lo Grazie, sappiamo grazie. subito. No, compare, parosciano io premura, ci penso io. No, che c'entra? Voi siete il principale, il primo cliente porta male se facete voi. Compare, o parosciano io premura. Compare, che c'entra? Voi siete il principale, state travagliando in Compare, che ma fa? Volete così? Volete così? Danne parliamo. Oh, benissimo. Ognuno, non hai capito. Ma, pare, Anche se ce l'hai a fare io, a favore. accomodatevi, prego. Picchi così e chi è più lesto? No, veramente come più lesto di mano e mi compare Nino. Ma ci piace la chiacchiera e si fa lungo. Ho capito, Prego, grazie, grazie. accomodatevi. Grazie. Pietro, tu conosci? No, però, hai che essere cattolico. È una faccia nuova. Cattolico? Cattolico. E certo. Sai che Sant'Aida ha fatto sta scoperta. Sai quella che mi paresti Cristoforo Piccione, quello che scoprì l'America. Colombo. Eh? No, dico... è lì. Si chiama Colombo. Voi? Cristoforo. Chi che scoprì l'America è Cristoforo Colombo. Piccione. Colombo! Da vecchio, da giovane Piccione. Ora, spendiamo. Ma l'hai visto buono? Come ha comprato? Avete un sacco che pare un bagliaro. Io naso che pare un doppettolo che era messo qua. Ci manca la lazzata, ci manca. Modo che lo spendiamo. Spendolo. A me fare ridere, eh? No, io mi furio il cabano. Cavaliere? Che cavaliere? Cavaliere, cosa ne dice avanti della festa di Sant'Agata, cavaliere? E cavaliere, con voi parlo. Cavaliere, Scusate, come stai parlando? come parlava? Dicendo cavaliere, in questa sala siamo una maniata di guafferi. E precisamente perché sì, non vi rispondeva. Perché? Che perché io non sono cavaliere? Chi è che adesso siamo nel cavaliere? Ci vuoi stare, mano? No, dico, per davvero? Per davvero? Per davvero? Per davvero? Quando stima la salute? Quando stima la salute? Quando vuole bene la vista all'occhio? Quando voglio bene la vista Privo all'occhio? di stare in basso? Privo di stare un passo? Privo di arrivare a casa? Privo di arrivare a Privo di casa? vedere i piccerini? Privo di vedere i piccerini? Quando voglio bene al Signore? Non sogno, cavaliere! Basta, non voglio stare così, guarda che quella ragazza sta pigliando. Cavaliere, mi si assetta. No, dico la cosa di Catania. E poi su ciascuno piglia fanno cavaliere o sbirro o scanciapiccioli e tralasciano di insignire una persona di nobile Natale. Grazie. Una persona una personalità di quest'alma che di meglio non ce n'è. Bonda vostra. Che se giri tutta la Sicilia, uno come lui, tu non lo trovi mai. Hai capito? Scusate, Chi? ma voi mi conoscete? No, non è E piacere. allora perché mi facete tutte queste logge? Ma ci viene subito, la signoria, andà a facci, che è una faccia Ti di fissa proprio. muto, bestia. Una filosofia di una persona distinta, ecco. E poi c'è l'abito che è di cattolico, tirante del capo di Sant'Agata e basta. Ma scusate, ma voi qui? Io sono Don Litterio Ciancio. Bianco. Ciancio. Bianco. Ciancio. Ciancia catanista, in italiano bianco. Io Ciancio.
Mia moglie è una allegra. E sempre così finisce. I mariti chianciano e le mogli si addivettono. Mi piace questo giovane vostro, è bello satte. Sì, belle chatte, cambiare in protesto, sogno consumato. Che ne Sì, ma sa lei? ossia però ora sa stare fermo, perché non solo ci potesse tagliare la faccia, ma non arriva a picchiare con tu ne sandai da manco per lottare. Basta, va. Io me ne vai, Nino. Oh, come stai? Beh, Ecco. Ah? Che ti ho fatto? Ma che vostro frate marito non ci scinicchio da poter travagliare? Compare, vede capitello, sta parlando del vostro frate marito, Fatte soi sono. No, siccome avevi chionna con cecco per darci una risposta, ma non l'hai trovato. Hai stato magari una zasara amavara. Ma chi appena mi vede mi legge a mano. E che te legge, lo caccagno? Se fa la mavara, a mano te leggi, no? Su dove io vedi, ci avessi a dire che il dominolino che si vuole accattare, non si può accattare il dominolino, perché chi che si lava a vinnere non si sta avvenendo, chi che si lava a accattare prima di vostro frate che si lava a accattare, si vuole accattare un'altra volta. Perciò chi che si stava avvenendo si fermava e dice, a cucciolino, chi che si voleva accattare prima e chi che si voleva accattare dopo. Perciò chi che si lava a vinnere che si stava avvenendo, non si sta avvenendo più, perché chi che si lava a accattare se ne sta pendendo, chi che non si lava a accattare si volesse accattare, perciò chi che si lava a vinnere non si veniva e chi che si lava a accattare non si Ma accattava. finisce che ne chiona a cacco sto mennolino, no. Chi fa? Chi fa ovire ossia? Donnele. Fatte soi sono. Donnele, no, sono besidiate che sono magari fatte meglio però, E che c'entrate voi? Centro. Centro perché sono anche scendi più vostro frataccio qua a lavorare nella bottega, ma tocca di travagliare di più io. Grazie. Ma perché io che faccio? Pedalio? Che c'entra? Voi siete il principale, Giusto. prende una gatta. Giusto, Ricinino, giusto, ossia è il principale è passione di mantenerla a spasso a suo frate, ma io che è vostro giovane quest'obbligo non ce l'ha. La si coppiera? Sì, che sto cazzo. Bravo all'avvocato. Vuol dire che se continuerà così va a aumentare la semanata. E io che c'entro da settimana? No. Che c'entra tu? Hai ci aumenta la settimana. Ma perché state dicendo sediato, non pare? Guarda, non sogno No, sediato. scusate, l'avete detto seccato. Scusi, vero? L'avete detto seccato. No, Oh. non l'ho detto seccato. È giusto, va aumenta la semanata perché è giusto. Oh, è inutile. Mia nanna aveva ragione, ci vuole fortuna a offrire l'uova. Figlio mio, c'è una vita con nasce principali e c'è con nasce giovane dove avere. Io sono un fenomeno, per dirlo. Più tempo passa e più giovane diventa. Compare, non continuate più perché va aumenta la semanata perché è giusto. Giusto, è giusto che ossia ci cresce la settimana, Nino. Noi della Lega Socialista Sociale stiamo facendo la piattaforma perché con la piattaforma dobbiamo fare la riforma, Nino, e con la riforma se c'è riforma noi che cosa succede? E scavetiamo soldato. Nino, ci andiamo a fare vedere tante a ste connutere principali. Chi è che resiste? No, non parla con voi, sta parlando dei principali. E ora dice che ci deve essere la riunione dei connuti. Che donna! A voi l'hanno avvisato? Non mi hanno avvisato. Però saccio che avvisano a tuo cugnato. E a cucciorisse? Tuo soro. E quando parla, ma quando parla? Vabbè, se l'avessero avvisare sarebbe giusta mia che si è alzata. Ah, sei assata? Sì. E allora c'è che da chi è? Vabbè, Guarda, vai, dimmi. ti saluto Nino, sta bene Enrica Cavalieri. come ti vado? Addio Nele! Ma con tutti i roba è meglio così. Assata, sai. Pare, scusate. Ai! Scusate. No. Ma niente, io so in te mano. No, io volevo domandare scusa perché vi feci sediare con questo discorso sopra il vostro frate marito. Non mi ero accorto che stavo ma questo faceva ancora la saponata. Certo, non soltanto mi sediassi io se avessi un frate come che vostro. Però voi che siete fratello maggiore più grande, se non di assai, di poco, ma più grande siete, che da fare da pace. Che da fare come la vostra maciglia e ci fa passare i capricci. Ai! Bari, io non mi hai toccato ora, eh? Ecco.
scusate, stiamo finendo, finiamo. Non ci pare che con le 4 grane che ce la stavo sopra Giozzo, che poi non so 4, ma so 6-4. Tutto il mondo, io lo so. Spende, Spanne, San Giorgio, Cacotto, che è destra e sinistra, uno, quando? Che fai? Non lo sape che continuano così, quando ci può durare. 2 anni, 6 anni, ma 4 anni, e poi come resta? Con una mano avanti e una cosa terrena, e poi a me dispiace. Perché io ho visto nascere, ho visto crescere, la gente parla, si morire e sbaglia a parlare. Ma lo state assassinando, clienti, scusate. Scusate, compare, per favore, cangiatelo lo scorso. Io parlo per il vostro bene. Ma che ne fuma bene, che cangiate da scorso? No, basta che... Ah, ma è finito, uno che stiamo dice... finendo. Oh, Iducae, lupus in fabulas. Eccomi qua. Oh, Nino! Ehi. L'hai vista mia madre? Ora, Nisci, non incontrasti? Oh, Buon levata, baronetto! Faccio le mani, signor Barone. A posto, andiamo andati. Ne cuccamo per notti e indescurati ne siamo pigliando. va bene, ora tagliela e fammi sta rasa, che io premura. Sì. Sì, presto, facci la loda per sapere il treno. Buonasera, signor Barone. Signor Barone è forestiero di Catania, zona Canalicchio. Catanisi, e là sta festa sandagata. Non ne può fare a meno. Sì, affare di importanza, iauta a testa, iauta. Calli, Juan. A testa volevo dire, sbagliai. Ho capito, il signor Barone è commerciante. Sì, commeccia, pensa pumici e scocci uova. Oh, ma lo sapete che vi faceste lo spassoso, dottore, Sì, ma o meglio spasso viene appresso. Lasciami finire sta rasa. Neli, per che oggi non è giornata di predica, salvatilla per una volta volta. Stai attento che tuo fratello, che è molto unghia,tissimo assai. Gesù è vonghiatissimo se svonglia, Nino. Ma come finito con sta rasa? Ma lo fare, sì o no? Ma non capisci che me non hai. È venuto, te l'hai fa l'insaponazione, che te la faccio un zicco? Ti rissi non ti dire che andiamo a fare certe conto, no madre. Neli, per che mi faccio mosse e ne dare conto a nodo io. Vedi che i conti c'hanno altri, non possono essere altro che chi la bottega. I turisti 100 volte, quando tu devo vincere la tua metà, io mi accatto. E ognuno per sé e Dio per tutti. Già, me l'ha detto. Che soldi che te l'ho sotto, paciozzo. Sì, signore. T'accatta la metà che appartiene a mia, e resta padrone assoluto dalla bottega, da clientela che si fa me padre. Me padre. Me padre. Me padre. Padre nostro, voleva dire padre vostro, finiamola, picciotta, con il cliente si impressiona. Comunque non danno Capporo buono, se non ti conviene, t'accatta a me metà, perché io dai vino. Non danno voleare che non è di chisto che te parlare. Non ti deve parlare di questo. Ah no, e di che allora sentiamo? Voltiamo pagina. Voltiamo pagina. Voltiamo pagina. Meglio, voltiamo pagina. Avanti. Per che incontrai a Domeschino di Don Ignazio. Dico, si può sapere che intenzione hai con il cristiano, Ma insomma, va, Don Ignazio, du cristiano, du mischino, ma si può sapere che ti viene a che ci picchi di fissi? Callo che ti parerebbe frate, vuol dire, mi sta parendo suo frate, mi sta parendo. Già, tuo frate sogno, giusto? Sì, picchi così, mi esagerato. No, triste non ti guariare. Non ti guariare, che io non è di chisto che devi parlare. No, Non ti deve parlare di questo. e allora di chi Non sentiamo? lo so, ora vedremo. Voltiamo pagina. Voltiamo. Carose, l'ultima è non ce n'è più, Abbiamo finito di che pagine. E voltiamo pagina. Avanti, bravo. Perché stamattina venne che ne so da bottega, da bottega, venne da mischinetta di Donna Edina. Dico, ma si può sapere che intenzione hai? Mi contavo cose che mi facevano arrezzare i canni. Che intenzione hai con questa creatura, Ma insomma, Ronna Edina, da creatura, da nuzzindetta. Nino, ma si può sapere che ci viene che ci picchi di fissi, Sta parlando con me, No, Guido. E da lì a io, non è che da lì a mia parte. Oh, allora ti parere mio frate, mi sta parendo, suo frate mi sta parendo. Nino, che schifo ci viene, morisci. Ma che mi conta mia parla con tuo frate? E mi scarno a me, sono restare scusi. Senti, Così. su tu hai tutto sto interesse per questa creatura. Pensaci tu, perché io ne sogno sto. Senti, non paruccio, capisci, Non paruccio che cavo cliente si impressiona, capisci, Che questo discorso un ripicchiamo. No, un discorso un ripicchiamo. Un ripicchiamo. Questo è il discorso che non sarebbe, non signore. Signore mio, incalandiamo la festa di Santa
per fare salata e ci fanno un bagno, ci fanno un bagno. Cavaliere, cavaliere, che fu, cavaliere, chi è? Che fu, cavaliere, che è successo? Un baffo, no baffo. Non un baffo, ci battevo, cavaliere. Aspettasse, cavaliere. Assassino. Non si sediasse, cavaliere. Assassino. Cavaliere, aspettasse. Assassino. No, cavaliere, aspettassi. Ci diamo un abbonamento Siete omaggio. una maniata di assassini, No, cavaliere, Caiccia. aspetta, cavaliere. Basta, Cavaliere, basta. un momento. La tovaglia, Cavaliere, la tovaglia. Caccia la cupulita, cavaliere. Mannaggia. Sempre solite siamo, cani e gatto, non come parete frate. Oh, ma io in sto fatti non mi ci ammisco e io non sa miscare in te. E va. Marito. Ma che sono queste discorsi? A me non mi tocca di giocare mentre fate dei cristiani, ma ora io parlo, mi ci infico. E che cosa è? Che cosa sono questi discorsi? Che tuo fratello, che è più maggiore di te, non di molto, ma di poco, però sempre maggiore di più, che è un po' più grandicello, non si può mescare in questi tuoi fatti. Quando questi tuoi fatti possono trasportare conseguenze gravi, più gravi di quelle ma che stai dicendo, Insomma, picciotti, state a fare inglesi anche cristiani. E dico io, siete frati, o non siete frati? Ah, che ne saccio io? A sto marcio, una canusci. Spiegare cisti, No, niente, sono parole. Queste sono parole che scappano in un momento di nervatura. Ora faccio una cosa, principale mio, ora faccio una cosa. Io mi porto a marito e a sua madre, donna Flavia. Bravo. Ora ci andiamo a vedere i cannolori. Sì, buttate via. Sì, signor, c'è banda, sta passando a banda. Buttate via. Ecco, bravo. Faceteci vedere la festa a Maserfi. Sì, signore, ora. Che è meglio. Ce ne andiamo a vedere nella festa. Avanti, a cominciare a fare il soldo dopo, sta sentendo? Basta, finimela che mi stai sediando. Finimela che mi stai sediando. State fermo, finite che non ci stonarate. Avanti, basta, ecco, avanti. Meglio. Amuino, Meglio che i davini, Per dove lei? I davini, e a ruote di chi giocare cisto, senti? Buono. Che tu a me madre non la conoscisti. Sì, signore. Ma io a tua manco la conosco. Buono. Chi è che sta dicendo a me? Non mi conosci tu? Venuto, Non mi conosci tu a me? Venuto che ora facciamo le presentazioni. Donna Flavia Scannapiego, vedova Cafiso. Che? Confuso. Ma che dici? Anfuso. Ma che sta dicendo? Mi sono confuso. Ma chi è sto riscosso che tu non conosci a me mai? Vedi, ma pare, lo studi cannallovare, chi è un ecco proprio. Oh, ma Che sto perito? Disonesto! compare, mi avete chiamato? Ho venuto la festa, compare. Assandai tuzza tenetemi in mano che mi stanno bruciando. Che gente. Donna Edina, ma benedetta cristiana, vi avevo pregato di non ci venire più in salone. Vi disse che la risposta ve l'avesse buttato io in a casa. Non ho più casa, Donnelli. Come non avete casa? A stasera veniva a Nau. Dici che venire sono i nipoti. Io non l'hai pagato. Voi vedete come siete? Andone vi pregai di dirmi se avevo bisogno cosa. Quando c'è da dare a stasera? 2 mesati di casa. 2 settimane di macchina di cusiri. O cuttuni piccusiri. E ho mangiato da ieri. E oggi non venite? Non ce ne domandai. Ma che avete, Donnelli? Vi sta angustiando? No, niente. È un pelo che mi aiuta dall'occhio. Tenete caldo, lo devi debito e cazzo Sara. No, grazie. Ma come, non permettete che per ogni un piccolo aiuto? Non c'è ragione che vada a interessare voi che non avete un obbligo con mia. Quando credo che lavi tutti, non ci penso. Voi che ne sapete su sto denaro, su dei miei o su dito? No, sui vostri. E invece su dito. Mi la stavo per dare velle. E allora vinni. Vinne, Ci parlassero. ci parrai. E che vi dissi? Non ne voglio sentire più. Ascoltatemi, donna Edina. Voi siete una brava carusa, avete l'oro in mano e chi invece è testazza legge. Non ne voglio sentire più.
Visto che credete che voi è una disgrazia, invece è la vostra fortuna. Decidivo a me sorti. E si quaccio grana capire so chi sono, un po' ben servito. No. Che stai pensando, donna Edina? Non so di questo denaro, so di me. Io vorrei apposta, vorrei una bugia per fare villa pigliare e fu peggio. So di me. Pigliatevele. Perché non ve lo da pigliare. Sentite, donna Edina, facciamo un'altra cosa. Ora venite a casa, bella e tranquilla. E ste denaro facciamo conto che io vi presto. Quando non l'avete poi mi tornate, va bene così? Sì, dedica. Tanti grazie. Sì, addio. Aspettate, donna Edina, unite. A casa. Non è vero, non c'è ida a casa. E che ne sapete voi? Volete un dall'occhio. Che vi passa per la testa, donna Edina? Scacciatelo sto malo pensiero. Quali pensieri? Chisso? Quali? Chisso? E allora, dedica, non mi servono più. No, invece ora vi servono. E forse più di prima. Tagliatemi un dall'occhio, donna Edina. Sì, vi passavo, donna Edina. Facete conto che facessero un brutto sogno. Vorrei spicchiassero e non ci pensate più. Voi facete la costurera, avete l'oro in mano, sapete cosere. E chi invece è stazzaleggia. Lasciatelo perdere, non ci pensate più. Pensate alla vostra vita, donna Edina. Che è inutile. Voi siete una brava carusa, che siete contenti, niente, non vi preoccupate. Ma che state facendo, Neli? Mi facessero perdere la testa, donna Edina. Avanti, 4, chi si miei, lascialo stare, educare. 4 c'è in terra, tu vieni a giocare. Un gruppo metallica. Non ti tali i catti, non ti tali i catti. Yoga, che non ti tali io. Fatti chiudere, che mi fai uomo, non ci vedo buono. Sì, 4 e sì, 7. Scopa. Yoga. 2. Scopa. 4. 4. Scopa. Che cerca morire, ma che tutto là è? Che tu che non so io che hai toccato, se tu che hai me, tanto è chiaro che ho fatto scopi. Senti, una cosa è sicura, che la fortuna che c'hai tu, io non ce l'ho. Senti, non parlare, guarda, non cominciare a sbagliare a parlare perché non te lo permetto. Che vuol dire fortuna? Quale fortuna è fortuna? I gatti, il gioco della scopa non è a fortuna, non da dirlo, è sapere giocare. Hai capito? E tu a scopa non sai giocare ancora, non sai, perché ci vuole un cervello per giocare a scopa, il bello è elastico. Un cervello ci vuole, tu non hai cervello, no, non ce n'hai cervello, te lo dico io, perché bisogna ricordarsi tutte le carte che ne escono, per esempio tutti i catti vogliono ruotare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ronna, cavallo e re, ce la fai ruotare 7 carte, più c'è fuori, non ce la fai. Poi se ci sono i 70 che sanno a fare, i 70 sono a fare giusti, perché puoi fare con i 7, puoi fare i 6, i catti che c'hanno, i catti che ne escono. Tutti questi parametri messi insieme formano la, come si chiama? Aiutamela a dire. Quasi formano magari la disciplina della scopa. Bravo, hai detto bene, Viri, bravo, bello. La disciplina della scopa, che questa disciplina ora la mettono anche nelle università e anche nei posti di lavoro. I sindacati stanno parlando di questo. Sai perché? Perché per coprire i momenti morti di lavoro, cioè ci sono momenti che tu al lavoro non c'hai niente da fare, come io in questo momento, no? E allora tu sei autorizzato a giocare a scopa. Non solo, ma tu puoi anche fare lega, cioè stiamo facendo una lega dei giocatori della scopa. Lega giocatori scopa. Una lega, ma che cosa consiste questa lega? Perché uno si fa socio e ti conviene perché uno come te, per esempio, Capetti, ora tu per dirti 5 lire me la darono, scusate, che succede? Può andare a giocare con un altro che stavolta ha perduto con un altro
Però l'importante è che siano i momenti morti di lavoro. Hai capito? E poi i soldi restano, come si suol dire, nella Lega, fra i soci, perché si gioca con i soci. Ti hai spiegato tutto. Va bene, ma... Devo fare socio? Ma convinci... Ma senti una cosa, ma quando siamo una sta Lega? Quando siamo? Quando siamo? Ora vedremo, poi avanzo la proposta, se vedremo se tu puoi essere in questa Lega. Intanto siamo io e tu, ora poi vedremo che succede. Due? Si comincia in una certa maniera e poi si va avanti, no? Avanti. Vedo valente, Va bene, ma ma vedi che la convinci... caura. Senti, che ci sono cellulari. Cellulari? Una, due, 10. Ma che mi staranno i cellulari? Ma dai, i cingolini, questi non c'entrano niente. E 5 fanno 8. E 5 fanno 8, ma sono a mironi, ti vinci i cingolini alla scuola, me li deve dare. Bravo, a così. Senti, che ci sono 5 lire. E oggi mi ha costato 8 lire, Ma non ti ha costato 8 lire, queste qua i pendisti alla scuola e queste qua sono per l'introduzione tua, perché si paga annualmente. Non è che tu ti puoi fare socio di una lega senza pagare la quota. Non so se ti sta confondendo. Ma chi si pava allora? Si pava? Certo che si pava, e che fa? 36 lire l'anno, tu pagherai però 3 lire al mese, a te ti faccio questo sconto, capisci? Ma... Senza interessi, non è che si picchiano interessi, più picca dei 5 lire al mese che si paga nella Lega socialista, perché da, oltretutto, non si gioca, da, si travaglia, Ho capisci? capito, ma c'è bisogno uno di scrivere sa Lega, uno che per giocare ai gatti. Non è che c'è bisogno, sa scrivere, se no non puoi entrare in questo giro otticoso che c'è di coprire i tempi morti, hai capito? Bello, va. Certo, va. Non ti dire però ora a giocare ai gatti, No, ma ora per potermi fare tu, non mi manda a giocare. per fare di 5 lire, ma tu in queste condizioni non devi giocare a carte, prima devi fare almeno 2 o 3 mesi di scuola. E per te scopa, che c'è tu? Ma queste lezioni, io dico, come la fare a mia? Come che te la fare? Io! Tu, Certo, ci non ce n'ho 100 lire, lo misi e siamo a posto. 2 lire? Sì signore, guarda, facciamo la seguente. Siccome tu avessi a pagare, no, c'è 2 per 12 sono 24, a 13 non si paga, giusto 24. Allora diciamo che tu i primi 3 lezioni te li faccio gratis, però 2 mesi me la pagare anticipati, va bene? Ma stiamo così? Senti, ascolta, Oh. Nino, io hai capito che sta Lega? Che sta Lega è tutta una mangiuglia! No, aspetta, tu non capisci Nino, niente. sta Lega è tutta una mangiuglia, ti saluto, guarda! Aspetta, Nino, ti saluto, è tutta una mangiuglia! Oggi pomeriggio ti aspetto, ciao, Nino. ti comincio a fare la prima lezione. Ha ragione per dirlo, non è che è facile trovare i soci di questa lega sociale. A conto è cappato 8 lire oggi, se siamo a posto. Il resto puoi esibire. Però i 3 lire è meglio che ci tonno, perché non è giusto, gliele voglio. I 5 lire no, i 5 lire vinci. Chi sa più che era la scupa. A proposito di scupa, ci vuol dare una scopata a caso. Anna Flavia! Avete visto la scopa? Ci non gliela tirata tanto salone, Anna Flavia! La scopa... Ma com'è che questa scopa quando è giù non c'è mai? Ma com'è possibile? Ave, oh Cesare! I muratori ti salutano! Disgraziato, guarda con la scopa, ti puoi che te la metto? Vi sentire Anna Flavia con mia sai che ora. Io sogno Petirro. Longino. Ma Longino, Petirro sogno. Pieno! Ti ha visto, me frati? Ora ne non contrasti. No. Vedete, da una cosa vogliamo subito Annunziatina. Ci vai? Che si fa? Che fai? Tuo fratello fa conto che donna. Senti, io a mia casa ci porto a cuoio. Fa conto che donna. Che non mi interessa. E ci porta a finire in bottega. Io non ci porto io magari. Ma d'altronde visto da mascherata e una bocca non c'era nulla. Mi dirò, Vai. A fare vostro sono. T'avviso però, T'avviso che il frate è molto unghierissimo più del più. Ma lo saccio io E perché. perché sentiamo? Perché è innamorato come una signa. Da cui? Che di Aitina? Di quando la stai io ci pava mi stata la casa, a settimana la macchina e cosere, o lo bestia. E perché bestia quando Da sento? perché con tutto questo io non ne vuole sapere sentire manca a broro. Ah, sì? Pieno, ci mangia l'isca. Tu dici che è così? A così. Ma perché tu hai visto cosa? Niente, per carità, niente. Io non ho visto niente. A mia però fa dire la testa che non è così. Ma perché tu che pensi che Ida si potesse mettere con Nele? Aitina. Con il basalocco? Perché no?
Senti, perché non muoio, giusto? Certo. Ma se non ti facessi vedere che con frescone se ne tornassero le cose qua a quattro pere come una pecoretta. Certo, tu gusta, basta che tu... Dando sto fatto che tu non frischi... Hai certo, dopo camminare alle baraiche, manco mi pare vero. E mi pare che magari Ida, manco ci pare vero, più davvero. Levo del gioco, guarda, non mi fare ridere. Leva tutto, guarda, tanto è vero che ci manda a dire che se frequenta un'altra volta e la incontri qua un'altra volta, ci dai la faccia. Sì, ma non per gelosia, perché io manco là e per schifio. Ah, e perché allora? Sentiamo, perché? Perché da qua ci viene solo per farmi dispetto. Ah, sì. Oh. A onde siamo? All'Università dell'Educazione. Nieno, e a mia dispetto non me ne a fare nudo. Esatto. Oh. Donna Rebroco. Anzi, sta sicura nella che che fa, perché sa nunca... Niente, guarda, state qua, vedi che tuo frate è buono, è caro, ma su non s'avvaggisci che non s'avvaggisci. Vedi che ti finisce male, che tu capace che ti ratta tutto male. Oh, ma che sta facendo? Chi? Ah, Ma come mi sta poliziando? la polizia si scappa, Leva del gioco, guarda, Nino. Piuttosto non mi facete ridere tutto lui. ma mi farà ridere tu, guarda, comunque, Bottiamo pagina, E buttiamo pagina, meglio. Comunque, che cos'è quest'altra farsa che ci dobbiamo fare con la tua nuova madama, Saggio, che ti mentiste con Nunziatina? Niente, mi disse che vuole studiare canto perché vuole fare la canzonettista. Scema è chieda, scema. E io sai che ci risse. Guarda che facciamo, ora ti porto un maestro e vedremo se ti può provare a uscire. Ah, ti dici sta Nunziatina che stava buttando un maestro, la storia io ne chiamavo dall'aria. Certo. Bravo, ci stai buttando un maestro. Ci risse. Io pattacilla. No, ci stai buttando. Ci sta buttando, io pattacilla. Nino, ci buttai. Ci buttaste, chi ti disse un maestro? Ma un maestro sei tu. Io un maestro, ma Sì. se io non so di musica, non so suonare manco la chitarra, che sogno vuol dire la schifezza dei giovani dei barbieri. Beh, ma finta che sei maestro, ci fai stare quattro voci, io poi ci dici che non è cosa. No, maestro, guarda, io per farci citare quattro schigli, come dici tu, quattro voci a quasi annunziatina, ci posso trovare due caccagnati dei cianghi e due muzzuconi in dei catenazzi del codo. No, non si può fare. Non si può fare questo. Vedi? Perché non si può fare? Poi ci manca l'osso, Cosa? Che ci manca? il tasto, Un tasto. il pianoforte, va. Vabbè, ma chi manca a te, Nino? Aveva una chitarra qua. No, la chitarra, ma come la chitarra? Chi ce l'hai un comodato tu su con Petirro, con il socialista Petirro? E allora? Ci sono due corde sole, ma ce ne vengono sì, chi dice, metti 5, tu ne pigli soldi per cattare 5 la chitarra. Chi lo ordina, con il socialista, ci metti che poi io ti rogni soldi, a me che me ne dona mai. Perciò per me, tu guardi ci sono, tu guardi il resto, non che mi interessa. E poi lei è un comodato tuo, va, capisci? Come chi tu sa che io ho usato la chitarra, vuole essere pavato. E poi c'è una certa incompatibilità fra mia e Ida. Con Nunziatina. No, che la chitarra, un soggetto è la chitarra, che certo. Non si può fare. È uno scherzo questo che non si può fare, perché... Vedi, se era scherzo che si poteva fare, io stesso in un periodo di carnevale, sai che io sono scherzievole, mi piace, no? Ti avessi detto, sai, marito, facciamo questo scherzo, ti veniva a trovare nella tua gassonia nuova che ti sei fatta, via Santa Teresa, tocchi, qui è tu, io ti rispondevo, io sono Nino, che vuoi Nino? Sai, facciamo uno scherzo a Nunziatina e poi facciamo uno scherzo, hai capito? Ma siccome è uno scherzo che non si può fare, e non si fa. E non gli sarà uscito, non si può fare, non si può fare. A voce. Peccato però, vedi, perché io avevo preparato 5 lire, ma se non si può fare... Non è che non si può fare proprio. Ora si può fare... Volendo si può fare, io per 5 lire a chiamo muralisci come i gatti. E bravo Nino, ti raccomando, falla buona la parte con Nunziatina. Io non mi farei ridere come fai tu solo. Marito, ti faccio una parte di maestro di musica che tu non te la dimenticheresti mai, assolutamente mai. A posto. Me lo puoi prestare il cappello per Picchiatillo. quando riceviamo a donna, come si chiama? Nunziatina. Allora, sei pronto Nino? Conosco la mamma. Che fate, ne stai no? Ma para mano? No, i 5 lire. Io vuoi prima? Allora quando dopo di me ne scansa, finisce a bastonate, almeno mi resta la consolazione delle 5 lire, no? E io, come si suol dire, ci accatti cose morte e i mesi picciretti. Ma vedi che sei ma frivaro, Nino, passare motte. Che vuol dire? L'anno che viene morto, almeno una sola. Lo capiva? Te l'aveva preparato già. Che quasi? Usuario. Sì, usuario.
E che sburricasta, radamesse. Vino maestro? Un maestro io. Tu sei un maestro. Lei avete sta canna di pescare che era. Posso trovare c'è la signorina, va? Signorina! Chi sto capace di Signorina! denunzia Sì, la Lega signorina, dei s'accomodi. musicisti, mi denunzia. Che Ah vai, non si dica, che voleva dire la maschera? Che siamo già noi, non c'è. Signorina. Signor maestro, ci possa presentare la signorina Nunziatina? Tanto piacere, signor maestro. Il piacere è tutto mio, signora Nunziatina, il piacere è tutto mio. Si accomodi che la serviamo subito. Facciamo la babba ora. Oh, tu bestia. Signorina, mi scusi se mi trovo vestito di questa guisa, come si suol dire, ma poco fa, vero signor Barone? Sì. Io ho avuto, stiamo aprendo una scuola, Sì, un bravo. coro di voci bianche dall'altro lato nei grandi depositi che abbiamo nei saloni e quindi sono voci bianche, proprio bianchissime, e restai vestito così. E intanto questa cosa del pianoforte. Non c'è il pianoforte? No, un momento, signorina, non sia dire, c'avevo il pianoforte. C'avevamo, poi siccome non veniamo, ma chi che si lava a cattare, non si può accattare. No, sì, Ma no. là va bene, mio, chi che si lava a giovanotto! cattare, non so che c'è. Che non aggiornare, Se gli ero È minnolino. un minnolino, chi stia pianoforte perciò fuori. Certo, finisce dopo. Calmo. Dunque, allora, signorina, raccontaci la vera storia. Usavi che feci questo? Si scordava la portapetta, il pianoforte era a coda. La coda restava fuori, passava la camola, sul rosicavo tutto e siamo rimasti senza. Così, glielo giuro, è così. Usapi, signor maestro. Io sogno completamente digiuna. Bene, non si preoccupi perché a digiuno si canta meglio. Ma che Che capello! cavolo! A digiuno di musica. Non ne sai niente di musica. Non sa niente di musica? No. Niente. Meno male. Come, maestro? Che dissi meno mali? Che dissi meno male? Dissi meno Pitillo, assistente. Sì. Che cosa ho detto? Meno male. Da non ammazzare. No, voglio dire, volevo dire io molto male, forse mi scappavo meno male. Marissi meno male. Marissi meno Quindi male. voleva dire molto male. Eh. E dissi meno male. E meno male che si gioco tu. Sì. Ecco. Allora, signorina, veda, lei non può fare questo, perché non è che lei, diciamo, se vuole cantare senza sapere di musica. È lo stesso che lei volesse fare a ballerina senza avere gli ammi. Ah, arriva così. Che picchizzo. Io gli ammillaio. E questo io ho detto, quando ci siamo subito disse pure è vera signorina, sotto quella gonna spagnolettos si deve avere le gambe. Vediamo signorina, faccio vedere queste gambe, me ne ho mosse una, vediamo almeno. Signor Barone, belle gambe della signorina, signor Barone? Lei ne sa qualche cosa, brava, alza una gamba. Oh là là, ora lausa, Isas lausa. Brava così, bello, brava. Ora, che la saiamo, ora fa chi se la botte coraggio. Isas tutto in una volta. Che non cascondera. E non ci siamo noi, che siamo, certo, casca in terra, quindi non può stare senza appoggi, senza raccomandazione, si casca. E allora, signor maestro, lavi l'attitudine. Come l'attitudine non c'è male, è nato proprio assai l'attitudine. Va bene, prendiamo un lavisi e notisi e prendiamo i cosi della signorina, ci facciamo il generale. curriculum, come si chiama, e così vediamo. Prendimi lavisi e notisi. Tutti a stappare. Purtroppo è così. Lopes e notisi. Signorina. Ma pigliare a matita copiativa e a carta per Io scrivere. non può dire che mi dici napis e litis? Che è nato Zerlitis, ho detto lapis e notis. Litis e nachis. Io devo- La matita è copiativa, no? Signorina, devo cambiare assistente. Signor Barone, mi dice Cassanau. E tu ci parla latino. No, io dico, mi resta lei 5 lire, signor Barone, 5 lire, va bene, d'accordo. Dunque, prendiamo le genialità della signorina. Momento. Signorina, lei intanto giuri di dire la verità, tutta la verità, ne darci che la verità, perché insomma io devo fare una lista di cose della sua famiglia che appartengono. A che punto siamo? Pronto io sono. Ma Lo giuro. Bravo. L'ha giurato. Lo giuro. Ha giurato la signorina. Dunque, allora, signorina, lei ha fratelli, sorelle? 2 sorelle. Scrivi, la signorina ha 2 sorelle germane. 2 sorelle tedesche.
Uomo tedeschi. Due sorelle, Germane. Due Germane. Giusto, due sorelle, aspetta che cancello, due sorelle tedesche. Germane. Tedeschi. Ma perché tedeschi? Ma perché sono da Germania, sono tedeschi. Che no? c'entra? Bestia, si dice Germane. Per tutti? Per tutti. E c'ha io e mia frate che siamo Rori Picaneggio, siamo tedeschi, siamo germani. Non c'entra, i tuoi frati non si dice... Come si dice per frate? Scrivi, due fratelli francesi, avanti. Di uno sì, do canalicchio, ma che può dire? va bene, scrivi due sorelle, avanti, che mestiere fanno? Avanti. Una fa costurera. Ah, capito. Una attacca bottoni, fasole. Fa basole, una. Come fa basole? E chi era Scappellino? Ma sul registro quattro ora che fa basole. Ho detto asole, tu sai che sull'asole. Certo cosa Che so? Io ho detto in tedesco a catanese. No, a catanese, che I so? caracchietti. Ecco, e sono con tante acchiette. E tanto bottoni. Esatto. E l'altra che mestiere fa? L'altra fa Nizioni o Garibaldi. Ci fai iniezione a Garibaldi? Sì, ci fa Vittorio Emanuele iniezione. Mi ci fai iniezione a Garibaldi o Vittorio Emanuele? E non picchi se io ci dai una mano. E quando su per la iniezione? Perché anda ammazza, Lui capisci ha cosa? storia per la Sto iniezione. facendo luare la vita, nemmeno cosa. Mi hai dato I un licenzi, dire, vero? ma No, tanto per saperlo, camarato, che non Ah. Dunque, signorina, dunque, che cosa stavamo dicendo? i Papà? 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 Papà, 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 papà. Scema completa, va. Signorina! Nino, chi sto come scrivo ora io? Che cosa? Chi sto come capisci? Ci vuole, papà, non mi basta chi sto. Che c'entra? Chi sei che ci sentivo fuori strada? Non c'entra. E allora che faccio? Ho chiesto di papà, che mestiere fa un papà? Papà, Io sapevo che era disoccupato prima. papà ci chiamano Ciammi. Ah, ho pigliato un posto, io licenziano. E certo, con questo periodo che c'è stato, di qua sarà stringiuto, io licenziano, hai capito? Mi spiace. Mossa assattato. Sì, non si intendo. Ah, ho capito, di dirlo. O papà da signorina, travagliava negli esami. E allora? Era bigliettaio. Allora una volta, mentre che ci stavano un biglietto, che stiamo, ci pigliava un coppo Chi sto da? che sto dopo. E come mosso? Come si chiama? Apriplettico. Ah? Apriplettico. Ci pigliava un coppo apriplettico, E come mosse? assattato. No, assittato. Assattato. Mossa assattato dai carabinieri. Ah, ho capito marito, che mestiere faceva papà la signorina sopra il esame. Ho capito. E la mamma? A mamma passia di notte. A ditta? Oh, ma ha detto, perché che si fa sia assettate? Su suo mazzo, mosso assettato. Sua mamma? Sua mazzi poteva passare assettata o a ditta. La sedia a rotelle? No, poteva uno s'assetta e passi a cade. La mamma da signorina. La mamma da signorina. Come te devo spiegare tutto? Io stancato, non ce la faccio più io. La mamma della signorina soffre un po' di respirazione, Di chi? di asma. E allora perché si sta assettata, no? No, solo che la notte la mamma della signorina non può dormire. Cioè, arrivando a un certo orario, come se fosse come scura, vero? 10:30, l'11, così, io dico, come stanno vicino alla stazione, Che fa? di terreno, che fa? Che si abbessa, perché non può nascere come che la scurata data, si abbessa tutta parte, mette il rossetto, piglia la bossetta e passi alla stazione, così. C'è una che aveva l'asma, passia, si piglia le gocce una che aveva l'asma. No, avevo che passia mamma. Allora scrivi comunque, figlia di madre asmatica. Ho capito. Figlia di buona madre asmatica. Benissimo, benissimo. Ci siamo. Me la stai scingolire, vero? No, tanto per saperlo. Dunque, signorina, lei è Beccine? Ah, vai, signor maestro. Completiamo qui. Vai, Nino, una che aveva la madre che soffre di asma può essere vergine. Su
Solo per una cosa ereditaria, vai! Che c'entra? Io vergine non intendevo dire di questo. Marito, lo sentiste? E che hai a fare ora? Ma è offendere? No, io non vi volevo offendere, per carità. Io dicevo vergine nel senso... Non mi sarei permesso mai, signorina. Mi deve scusare se lei ha pensato male. Dico vergine nel senso cantabile, che lei non ha avuto altro maestro cantabile. No, maestro, mai. Meglio così, perché se lei avesse avuto un altro maestro cantabile, che il maestro ti avesse insegnato a cantare col suo metodo. E allora, una volta che lei si insegnava a cantare col metodo di quel maestro, io avevo avanti col metodo di quel maestro. Poi il marito aveva la felice idea di buttarla in mia, Camerese dice, guarda che... Allora, io ho il mio metodo, perciò lei ora quando io ci insegno il metodo se ne va con il mio metodo. E allora metodo io, metodo lui, se basta devono i metodi e non si capiva. Sente, vede che c'è un culino, è inciampato. Che signa. Perché vede signorina, la voce umana si divide in tante categorie. C'è la voce cosiddetta di cola. La voce cola, che tu sta in faccina mia. No. E avevi una voce ogni mattina quando si rospiglia a tutte pare. C'entra, che sta dicendo? La voce di cola, questa di goggoda qua, questa do cannarozzo. Questa qua per uscire, ne esce facile. Questo con 6 mesi di studio, massimo a chitarlo 2 mesi e mezzo, 2 mesi, ne esce bella come il kid di un canario uovo. O di nuovo canario che è la stessa cosa. Bravo. Poi c'è la voce cosiddetta di petto, ma questa per uscire, lei ne avesse a sapere qualche cosa, vero, aveva bisogno di più strada, perché non è che si trova quindi il canarozzo e ne esce subito, no, questa la voce di petto viene da sotto, quindi a un certo punto di qua, per attraversare il diaframma, poi passa, perché abbiamo un cano, è una specie di cosa, chiamano diaframma, non so che può dire, una fiamma non sarà, non lo so. Allora passa a capanna e allora fa fegato, sfasciatura, polmone destro, polmone sinistro, tronzi di petto, osso, sapana l'osso, perché l'osso per zamanare è forte, passa attraverso il sofico, esce e quando ne esce, dopo 3 mesi di studio massimo, 4 mesi, 5 di più, 7, non c'è altro, giusto? Ne esce bella come la crema da cioccolato. E poi c'è la voce, chi deve un'altra voce, per i tenorile, che dei puppetti, dei bannuzzi e dei cotoletti. Ma chi deve un'altra cosa? I ammiati o niminesci? E noi vedremo ora, tu non c'è si cinese. Brava signorina, brava. Allora prendimi un torcio, prendimi una stearica. Come vado bene? Io segno, Un torcio, una stearica, per favore. Il sorcio fu storico carico. La voce del sorcio è uscita dal storco liarico. A pigliare una cannila e a dumare una cannila. E chi è sto sorcio storico? Un torcio! Ah, una torcia! Stearica, i cannili una cannila! Signorina, mi creda, io questo qua lo butto fuori e se lei vuole essere la mia segretaria, vedremo da queste cose che abbiamo fatto. Signorina, si accomodi qua che la serviamo come Dio comanda. Oh, forza, a domani. Bravo. Meglio mi metto in trapanna che sogno controvento. Controvento, mettetelo con noi. Permesso. Signorina, aspetti un attimo, non si sa mai con questa candela. Ecco qua. Abbassa la candela, mettete qua. Signorina, apra la boccuccia. Siccome mi vanno a venire a pigliare, mi dicono quando arrivo ti sono un po' più ciumma, poi vedi sei un amico mio. E lei è vero, E qualcuno che non posso lasciare per camore. Ma io come si cazzo vogliamo? Io ho un altro appuntamento, ho una lezione di coro. Ma ti fai cercare dei cristiani, Sì, che era caio. Non c'è, e allora mi fece una ricchia. Signorina, la pessauca. Ora no. Una ruota nodo. Vabbè. Niente, mi fa una ricchia. La pessauca, signora. Ucca, no, cofono, e chi non ci pare che io sono compagno? Così, con la macchina. Che fa? L'ho caputo. No, non l'avevo capito. Avanti, va, mettete qua, avvicinate. Non mi facessi avvicinare troppo assai. Non devi andare di là, stai Va qua. bene. Rape mauca, buono. Così, gola profonda, va, veramente. Va, da lì, guarda. Ha una bella rindatura. Si vede subito che lei è molto giovanissima assai.
Ma una piglia sta a Singapore. Ma io la buttai buona qua. Sta pensando per strada. Signorina, a giurista a ucca, perché su passa l'angelo, resta che ho capetta. Ah, vai, signor maestro. Ma chi mi pigliò fino a Jumenta? Ora che cosa c'entro? Li rendi cauci? Giusto. Brava. Esperta. Ah, si vede, perché quasi tu. Esperta, spertona, astuta. Gettare fuori chi stanno. Che fascisti? Astuta è la cannilla. Bestia, astuta Ida. Anda, va. Che fascisti? Astuta è Ida. Ma no così! Scusate, di dove sei astuta? Ma chi è uno sa Tu dici stai astuta? No, così, e come astuto? No, Che faccio? Prima la faccio sbombare e poi ci ciuscio. No, riquascia, astuta. Furba! Ma perché non imparate l'italiano? Ma perché? Aggiungo un'altra volta, parlate chiaro. Io però, non è che ci stai guadagnando qualche cosa. Tu ci pare un goppo latino, un goppo Per un favore, che italiano. lo fa? Io non capisci niente. Mi stai Allora, bruciando tutti i mani. pronto sei? Pronto mi fai controllare questa bocca dai signorina, vediamo se c'è fortuna sta Pronto. giornata. Avanti, bravo. Avanti, signorina, apra bene, perché... Fuccio vai, dopo. Un pianoforte. No, quale Ora pianoforte? ci potremo venire a chiedere che si voleva accattare. No. Quale pianoforte? Tu registri, dai. Ho visto là che c'ha, signorina, un gaino, questo qua, che c'ha un buttoso. È pericoloso. Che un gaino ha un buttoso? Sì, Un gaino certo. Poi so a Caino si unge, ma carabelle siamo pessi. Perché non si dice Caino, si dice Carino. Sì, carino, chi sta dicendo? Si dice cammino. Che cammino? Un cammino. Cammino. Corrente, si dice canino, bau. Canino. Canino, sì. dici Caino. Con un bottuso. C'ha un bottuso. E quindi è pericoloso. È pericoloso. Certo che è Pericolosissimo. Perché veda, può succedere questo, che la voce, specialmente di petto, quella che ci esce a lei, quando è chiana per nascere, come vi acciò il pottuso del caino, invece di nascere di qua, do palato, come si suol dire, perché nasce dopo il pottuso del caino. E allora invece di cantare lei, perché è fresca. E allora il pubblico dice, come? Ida stessa che è cantante si fresca. E allora su fresca Ida potremmo frescare magari noi altri, dice il pubblico. Ne frescono e siamo consumati. Ma ce l'abbiamo ora, non abbattere di mano, non è che non affrescare. E allora è veramente pericoloso. Pericolosissimo, a lei ci conviene che su puttuso lei su fa inghiummare. Sì. Meglio cosa. Lei se ne va con sua madre che soffre di asma e un inghiummare in bottoso, trovate sicuro. Va bene, tranquillo, ma Matematica. sono conosciuti. Sì, va Sembra che... dando questa difficoltà del pianoforte... E non c'è chitarra da. Certo. Astuta. Aspetta, Certo. La chitarra. Astuta. Aspetta. Perché uno dice non c'è una cosa, c'è un'altra. La chitarra non la va a venire, perché chi che si lava a cartare, non si può accattare più, perché i cordi non ce l'ha. Chi che si lava a venire, dice, ma vieni e mi accatta io. Astuta la cannilla. Sì, certo. E ora che fare? Guarda che fai, prendimi quella là, quella cosa là. Vado qua, prendo la chitarra. Prendimi quella chitarra là. Questa qua? Quella là. Eccola qua. Eccola qua, vieni qua. Vengo là. Prendimi là. Di qua e là? Di là e là, di qua Di e qua là. e là. Eccomi qua. Prendimi là. Questo è là. Questo là Non è là? Non è là. Dammi qua. Ecco qua. Fate più là. Vado di qua. Ecco. Posso stare qua? Sì, signore. Sto là. Tu stai là che io prendo il là di qua. Signorina, su questa nota emani la sua voce. C'è qua da restare. Signorina, basta. Fu maestro Scasciai. Scasciao, ma lei ha fatto un terremoto. Lei ha fatto una rivoluzione totale, no? Non mi... Maestro, ma mia che bucia è? La sua... Veda, la sua è una voce cosiddetta di corilla. E di un minescia voce mia? Di un cinesci, e lei ha voce cinesci, niente di meno che dell'ultimo osso da spina dorsale.
A so è voce di gorilla. Di gorilla, va, come vuoi spiegare? Allora, maestro, non è cosa. Non è che non è cosa, non è che proprio, ma fosse cosa di Raraville, signori miei. Guardate, non mi portano a mia questa cosa. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere, proviamo una volta e appena andiamo perché ho lasciato di là dopo scuola e che fare. Allora, pronto, 1, 2 e mezzo e 3, la... E qui è chi sto? Un direttore del conservatorio, buonasera. E questa signorina? Roba mia, non ti riguarda. E ti ho salone che ti paro, festival. Magari voi, compare Nino. Compare, Vi piace la fassa, eh? No, scusatemi, non vado a assediare, ma quando c'è il principale che entra, questa metterla lì all'angolo, io e Petirro siamo io a scuba e Petirro o scopino. Il principale che entra sogno io. E io? Vabbè, poi sto scusso lo ripigliamo. Signorina, cortesemente qua si lavora, per favore. Marito, amoninni. Ehi, un esterno, cassetto di dopo. Ma io qua apposta ti ci fia civina. Ah, a posto, faciste? Sì, signore, perché sotto ci può buttare femmine, io magari. Ma da cosa sente parlare? Di Aidina? Usaccio io. È vero che sogno uomo, di non fare se fare dispetto. Va bene, per ora, Nino, ecco, dico, ci dice il signore, siccome voglio lavare l'acqua, sì. Lo ama la stacqua, va bene? Lo ama, dai. Marino mi ha detto tuo fratello, dice, ma camona, lo ama la stacqua, sarà che c'è che tu capito, non lo sai. Non lo so. Ma te che fai? Vai da tuo signore e ci dice che non c'è bisogno di lavare l'acqua perché qua sotto non ci chiove. Non sei capace di dice perché a lavare l'acqua, perché tanto dice non piove, non è che c'è certo burrotto che quasi è eso. Nino, se parliamo di acqua, tu ma capire, l'acqua è acqua, e a me tu non mi chiami mi scende che ci dice che è meglio che se non era così, dai, lo amala. Dice, per vedere che io, perché dice che c'è questa perdita c'è, e per vedere che io dice tu non ci piove e ci scende, che è meglio dice che... E allora te che fai? Torni da banna e ci dice al tuo signore che siccome scotch in terra non ce n'è, io non scendo e acqua non ne levo. Ho capito. A te non succede. Senti, ma perché non pare scorritovarsi su fatti l'acqua, che io mi ne vai un do fontanera, bene, E guarda. allora mi divaio su là? Ehi, un'esterna, assette di dove, io non ti muoio. Qui. E tu che ci fai? Vinni capi tutto male che mi ha fatto. Teniti, donnelli, ca c'è tutta verità sopra sto malacanni. Cammina con me. Buttavo da solo. Da solo, buttavo. Marito! Oh, Marito! 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 Non era mio frate. Non era mio frate. Ah, e tu casi? La così vuol difendere tua frata, vero? Per miracolo non l'hanno ammazzato e tu casi senza muoverti come un caino. Aspettate, donna Flavia, che per parlare. E che mi dire? Sono sapete che vostro figlio marito si vuole vendere la sua metà da bottega. Quando ci avesse a dare a paccattare a mille? Ma che mi conta, mia lasciami venire che non stai reggendo. Aspettate, Perico. Perché ce la so sopra sotto i 3.000 unze a vostro figlio? Che ne saccio io? Ho un froscicato, sono nipote, eh? E che diresti da facci di colore di Massognazio? Mastro Ignazio mi disse che gioca sano e dicono tutti. E chi è che dicono tutte? Che vostro figlio non mi viene frate. E tu ci credi? Sì, ci credo. Perché su padre Benedetto ci veniva solo patrozzo e non padre. Non ci avesse lasciato tutto cosa a vostro figlio di sera danno la voce nipote che vanno morendo di fame strada a strada. E tu, figlio mio, può credere il sacco vuoto? Aspettate, che da banno non ci siete né voi e né vostro figlio. Perché non va a te né a voi e manca io. Ah sì?
E ora t'hai capito. Ma tu che pensi? Che alcuna calunnia ti può accattare a parte che ci appartiene a tuo frate e arrestare i patroni della bottega? Sbagliato sei. Ah, sì, per questa cosa la faccia tosta la vita. Tenete qua, donna Flavia, ma siete tuo marito, seconda moglie di Don Pescio Avveri. La conoscete sta lettera? Che non parate più? E tu, Benedetto Parrino, a tutto pensavo, tranne di fare scomparire sti lettere prima di attrandare i paletti. Te li ha detto, donna Flavia, a ruova apposta. Chi ne ricidi? Ma alla fine, chi è che vuoi di mia? Che diritto c'hai sopra di mia? Che sei mio marito? Oh, donna Flavia, non vi riscaldate. Ecco, non mi riscaldo io. Dunque voi decidete chi voglio, vero? E è chiaro che voi non mi venite niente, perché mi siete matrigna e non madre. E allora? Io ho provato che vostro figlio non mi viene niente e per tanti anni ha usurpato un posto in questa casa che non ci apparteneva. E beh, E quindi né voi né vostro figlio mi venite niente. Né voi né vostro figlio avete diritto sopra sta bottega. Chi te la porta? I tavenni. E ringraziate a Dio che non faccio voci e non faccio scandali. I tavenni. I tavenni! Gente, signore me, che gente. Non era mio frate. Non era mio frate. Compare, vai a dire una cosa. Se usaccio, che è successo? Un ferero, che fu? Compare, che da così, ambescandate, cadenti, era ambescandate. Avanti, che Donna fu? Catina, Donna Catina, che fu? non si sente buona. Come non si sente buono? E chi è? No, neanche il campo, chi da così ambescandate. Avanti! Chi è feruta? Come feruto? Feruto da cui? Di marito. Come marito? Si sicura perché pensi che Don Marito ha conosciuto il caca si pigliava un rasolo per darci voi una bella donata Ma non cucino, io e per dire ci siamo rappesso perché non immaginavamo che ci voleva fare una rasolata da carrozza. Però mentre qua chiamava Don Ignazio Sì. che era stato sempre che se ne è scarriato e allora noi ci che ne passi che tu si voleva fare la rasolata a Mastro Ignazio e allora passiamo verso Mastro Ignazio e lo diremo e teniamo magari a marito alla marito si svincola di noi che noi ci lasciamo perché se non ha una catina che non si intende stava venendo per tornare a casa se la fa sempre abbiata qua e allora picchia e ci parte per darci una rasolata. Come non c'era, come? C'erano tutti menzocatani e c'era solo che tutti pensavano che la pigliava con Mastro Ignazio e non con E che ci feci, vigliacco, che ci feci? c'è niente, ci rese una rasolata. Sì, avanti, forza. No, avanti no, ci rese caro. Avanti! Non fu avanti, c'era io quando pigliavo. Come avanti, dicetemi com'è, feruto buona, com'è? Buona, feruta, buonissima. Tanto è vero che ci ha buono attaccare la vinatteria. Che faccio? Sogno Ianto, mi scandai, vedremo. Un cadavere siete, compare. Mi state facendo un coraggio però, compare. Non vi preoccupate che avevo venuto una paria goccia da questi per rianimati. Vigliacco, ma come sai che ho con la carusa, sai che ho, ma che c'entrava? E io che non me ne accucci, compare. 35 gocce, 35, non me ne... Com'è che non me ne posso accorgere io, 35? Compare, e che state facendo? Ce ne leva una ventina, capace che mi hai visto a fare male. Ma non fanno effetto, Non fanno effetto, 105 gocce, su 105 gocce. Come vi sentite? Facetela arrivare, chi è una pastolottata? Ma chi dice che la colocano rosa? Un neto, un neto. Da farmacia. Quale farmacia? Una sola ne avevamo farmacia qua, una. Ma devi vedere la minna, io me la pigliare. Io posiamo Lo vado a giacca, compare la minna, mi devo la giacca. Pronto, siamo.
Prego, prego. Facetemi assettare che non ne posso più. E che non mi facete assettare? Come una volta scordare. Facciamo l'assettare. Cioè, siete donna Idina, chi è casa mia, solamente mia, e fino a quando volete magari vostra. Donnelli, Ah, signori, ti ringrazio. Donnelli. Che desiderio, Caio, di dormire qua. Donnelli. Un posto sicuro. Sì. Proteggetevi voi. No, ca, non ci viene più nudo, non ci viene più nudo. E Donnelli è sempre a vostra disposizione. Donnelli. Chi è che volete compare? Ma un braccio feruto è questo. Sì, lo so. E voi ci baciate l'altro. Il sinistro. Sì, ma il sinistro l'ha avuto nel destro. E facciamo l'assettare, Perché non aspettare che ora inizione ci fai effetto poi cosambone. Sì, sì. Chi da sta dormisci, Piano, piano, e pesandetta, ida è bella imbrucchiata. A legge, a legge. A legge. Piano. Compare, mettetevi dopo voi. Così cazzo. No, ca. Metto caio. Sì, a così. Dai, a voi. A cappè. Assettate. Che faccio? Assettate. Ma se tocca. Sì, certo, dopo. Così. A questo comodo. Comodo. Questa costa comoda ida io. Sì. Come volete mi metto. A così è buono, signore. Io a stanotte mi sto a raccogliere a casa però. Ciao, compare. Ora passatemi la mia. Sì, voi scendete di dopo, da spallera. Aspettate, compare. Minuto. Scendete di qua perché non passate a così. No, perché non bacio. Sì. Aspettate. Aspettate che non potete passare. No, non bacio. A così. Oh. Avanti, compare. Come bacio così? Scusate. Pare. Compare. O secondo piano che ci facete? Stai picchiando che aria? Che fare? Pare. Ma che c'entra? Ad scendere di gioco. Aspettate che vi faccio scendere. Aspettate, compare. Compare, aspetta. Vedete che io non è che sogno un piccerino, io ora sogno. Aspettate che vorrò niente male. Scendete di qua. Dove? Di qua, così. Bara, caracabottera così. No. Pare, che facete con questa mano, cazzotto? Pare. Vai, finiamola. Lei è tenere, compare. Così. Avanti, così. Sì. A posto. A te disgraziato, sono un duricioso intacato, una mano non ce la metti, Io smondai a menzione. Non dai sta menzione. No, che ci cala tutto il sangue. Non leggo, che sta cazzo a stare così. Che sangue non si coagula. Che sangue non si coagula. Koala. Koala. Il sangue non si koala. Non si... Minuto. Ci viene da ridere. Sì, perché a me mi vengono così. Certo. Allora, E io ti conosco. lo sai, il sangue non si koala. Compare. Ma non è che lavando cannerozzo non si cala il sangue, certo che non si cala. No, non si koala, ca. Compare, sul pettino tempo si coala tutto il sangue. Sul pettino tempo tutta la giungla viene. Ti dice una mano dopo, fermo così. Questo. No. Devo stare qui da maniera. Che una coda? No, non c'è bisogno.
datemi un punto di appoggio e vi solleverò il grobbo. Guarda, aspetta. Ora che... Nescio io, mi neghi Ma che ma che stavo giocando? Ca, borra, che stavo facendo? Saccio, facci da così, che che volete fare? Guarda, che ma fare? Aspettiamo. A cui? Sempre qualcuno passa e ne viri, no? No! Come no? E che siamo, trasparenti? Che c'entra? Ora, così ci cucco, io sono mascolo, non mi ci posso cuccare. Ci può cuccare perché è mascolo. Pitirro è mascolo. Io non mi ci posso cuccare perché sono mascolo. Certo. Tu non... Non mi stai capendo? Mi pare che chi gioca vuole dire non sapete ridere. No, allora... Io. Che Io cos'è? non si ci può cuccare perché... Chi è mascolo? Io non mi ci posso cuccare. Certo, mica la gente parla. Con una femmina parla. Certo. Cioè, perciò, un maschio, se su qualche femmina parla, la gente parla. Tu non... Ma io ho 3 figli. E che pena E dire? a uno mi agio 4, vieni a dire, vieni a dire. No. Guarda, dico, paccudilla. Se c'è a cuccare qualcuno, dico, allora, più tardi stanotte, su ci pulsa. La ferita, su ci pulsa. Capisci, ci possa? Qualcuno ci ha dato. A cui? Compare, ci volesse una femmina. Che si cucca con una femmina. Vostra moglie? Mia moglie? No, sua moglie. Una moglie femmina. Ma tu sono moglie mascoli. Esatto io. Mia moglie, sua moglie. Ma è femmina, che essere femmina. La femmina che... Che sa cuccare con una femmina. Ah, giustamente. Perché con mascolo la gente parla. E chi se ne è caputo io? Che- Ho messo fatto che su cuccono 2 femmine la gente non parla. Non parla. Su cuccono 2 mascoli assieme la gente non Non parla. parla. Su cuccono un maschio e una femmina che è giusto che su cuccono un maschio e una femmina la gente non che E dire. la gente sembra che dire. Ma non l'hai caputo. Comunque, quanti per cacciare? Io faccio così. Sì. Apri per che trovo potto. Bravo. Avanti, vedo qual è. Fa sgruscio. Ma non sogno io, appena la tocchi. Va bene, ma se tu c'è batta la porta. Sì, ma mettete tagliare. Appena ci fai così. si fa. Capisci? Che sta dormendo. Ma che colpa ne hai? Facete la bessare, Non no? fare più in questa maniera. E allora che fa? Uno cacciato che fa? Non tocca la porta. Che facevo... Un battato. Picchia una pezza. Pezza. Casi, pezza. Che fare la pezza? Sì. Perché non può essere che ogni coppia Buone lo facevo che- in questa maniera. Piano. Due Che fare, picchi. capezza? Due picchi. Poi. Ecco. Ecco così. Con tutto romano, tenela, Nino. Con tutto romano. Ca, gugna con tutto romano. Ecco qua, ca, con tutto romano. Ah, così non si muove più, capito? Tutto romano entra, mette canna, con la mano. Ora è un'altra cosa. Ora appena fai così, non si... Va. Ti devi vedere ancora non si sente? Arrivederci. Ma tu vieni. Ma attacca un carro. Ma picchiato con me, mi dice, ma hai caputo io? Ma attacca un carro, vedi? Era ora.
Basta. 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 Il riposo è sacrosanto. Oh! Quanto facete? Ma dove siete? Dormite? Oh, hai visto? Ma non mai visto un cuscino? Così si fa un cuscino. Un segnale. Un cuscino si fa così. O se no, così. Un cuscino. Ad apparare muto. E camminate che punti temeri. Che... Aleggio. Oh, finito. Saccito da, se ne va. A buttare sta tua moglie. No, puttana a tua moglie. A mia moglie, un altro asta. A mezza strada. Isabella. Era fuori. Sì, sì. Ti hai detto me lo vuoi, che tu qua oscuro non ne esci. Magari io ci rissi. Te me ne scansa, da una traversa oscuro, qualcuno ti viri. Io. Vieni qua, Isabella, senti. E come ci possono mettere Isabella? A non mettere i tuoi genitori, Ilaria. Era più bello. Senti, Isa. Vedi che donna Catina questa notte deve dormire qua. E siccome come si chiama? Qui? Donnelli. Donnelli è mascolo, non si può cuccare qui. Petirro è mascolo, non si può cuccare. Io sono mascolo, tu lo sai, non si posso cuccare. Ci voleva una femmina. Ci voleva una femmina. E abbiamo pensato a te, perché io a sua moglie a risparmio sempre a mettere lato, capisci? Io non la pensai, io la trovai. Allora tu ora 17 dopo, perché io da stanotte sono saputo sentire male e da pelocchi, come da pelocchi, si vede sola, si da lì attorno, si vede sola, non si detta, si mette a piangere, si scanna. Invece se ci sei stata tu, come io da pelocchi, da lì a tia, ti viri e ci picchia un coppio molto su banane. Vieni qua, senti qua. Senti qua, un baio. Senti. Abbiamo portato Isabella, a mia moglie, ha rodato, no? A mia moglie, quando mi maradai venistro, facciamo. No, da sola. No, ora è un po' sciupata, perché siccome è gravida, a gravidanza porta male. Ok, cacciami principale. Ma ammazzaste in principale così. Guarda, passassero ciccole queste. No, mare, ad bere la somaci è peggiorata. Sì, spiegateci voi tutto cosa, compare. Ma raccomando, lo senti? Non fare questa faccia così truce, sei più sorridente. Vedremo? Non lo so, più sorridente. Sempre la stessa, è una da lì è sempre... Ma te che fai? A spostiamo, no, vero?
Andiamo. Io ci penso io, poi aiuto io. Sì, aiuto. A me giacca, Io ci penso io. Vai a dare una mano io. Un sì. A caso. Sì. Aspetta, un peccato va già. La giacca, Sì, dato già. No. Chi sta a me giacca, sì. E chi sta cane? Ma chi sta? Non è a me giacca. Ah, dai. Non è a me giacca. No. Manco chi da me, chi sta qui. Chi sta a me giacca? Compare, vabbè, io arrivo un punto alla cantoniera, compare. Io il piano da sopra, chiudo la finestrella Sì. e così ne faccio. Vabbè, ne vedremo poi. Mai stanotte. Guarda, ne vedremo dopo. Aspettate. Guarda. Non c'è bisogno che ci venite voi da sopra, perché io alla finestra lo saccio quando si... Guarda, io saccio tu ne chiede cambi la cantoniera. Sì signore, ho capito, ma non c'è bisogno che... E vabbè, Io aiuta. vai ora qua e poi... Guarda, perché mi seguite? Ma Guarda. un nepiti. Ah, ho capito, chi non deve essere... Ne mi si pensa già a callone, ho capito? E chi non c'è di pigliare il copione. Lo sapete che bevo? Meglio ne andiamo insieme. Meglio è. Andiamo, guarda. meglio forza, forza. Posso salire, Tina? Allora c'è, salutiamo. Come sei, Tina? Buona a posto? Ma posso aspettare un poco? Certo. Che è un loro carina, se mi gridi, ai. Come io poi? Vinni vostra nipote di Biancavilla. Che certo che vieni, figlita, come? A stato là, viene a dire, si dice in scuola perché devo diventare, devo diventare lavatrice, no? E perciò vino in mia perché avevo bisogno da camaretta e avevo bisogno di studiare. Perché io mi mandavo suo maggio, che avevo fatto una cortesia una volta e io ci avevo a dare la risposta di questa cortesia. Perciò mi mandavo a sua figlietta e a fece studiare in di mia. Studiare che te ne mandava? Non te ne mandava! Perché la camaretta era troppo unica, era tanta, ci trasevo a stento tu, perciò una volta che viene nausea che devo fare io? E perché te ne fa mannare, figlia, ma io ti giuro, sopra i morticelli che non te l'avessi mandato mai. La murriosa che è sta mia nipote mia, che sai? Niente, ma fa bene, un dolore di testa io hanno. Perché io mangiare non ci piace un matarazzo che dice che è duro, non ci piace quando una porta che senti freddo, socchio, lo senti cavolo, e era che moriva, va! Era meglio quando c'eri tu, figlia, usai, non ero io un cuore, per davvero, che te ne hai vista ieri, usai, già visto una caputa, dottore, lo capisci, vero, visto? Non è che ce l'hai con me, tu giuro per tutti i morti che hai un tempo paradiso, tu giuro, per davvero, che... Non ne parliamo più. Con dolore di testa mi facessero venire. Ma sono mancato parlato. E a me sulle a tagliarmi mi meno dolore di testa. Che faccio? Tu voglio un dopiatto? Ma che mi cucchiete in dopiatto? E un dolore di testa, no? Ci dico quattro parole, ma malocchini, io ti passa perché a piatto, che ne chiedi a quali parole ma malocchini? Sara, picchi ministro. Perché vieni che domani, avevi 6 mesi, che non ti viro. Uguale minerale, avevi 6 mesi che si ca in casa di Nonnelli e allora respiremo, ci vai io, vediamo come si sente, come si la passa, Idina. Buona, ma passo. Donnelli mi tratta come una sora. E che si ho fatto? Che tu non è che si sto soro? E la gente parla, sai, a me mi dispiace che parla la gente. E voi lasciate la parlare. Idina, ma tu per davvero, dico, per davvero credi che niente? Io non credo niente, Sara. Picchi ministro, più condiceddo, appena pozzo vi lo pavo. Quello condiceddo? Ma perché stai dicendo queste cose mentre non si parla avanti? Ma qui ci pensa che io me l'avevo scontato magari io condiceddo. Basta, ero tutto buono e birrita, poi chi è? Se mi state di casa? 2. 2 erano? 2. Sicuro? Ci si manate di mangiare? 2. Sempre lui. E 4 si manate di macchine così però. 3. Sì, ma ci pensare, poi se ne parla, vieni per un motivo, Caio. E picchi ministro? Che devo chiedere un consiglio. Allora, senti, da lì a qua. Oh, ma dire se sta giacca è fatta buona. E che mi
fare a costurera? Chi mi volevi levare un misteri? Non mai, figlia, che c'entra? Che stai in una giacca, non a me lo scossonetto, che c'è là un ronzaro. Su come io ho tutto messo ronzaro, allora dici, vieni mia, dici, ma fa la cortesia, mo' cuzzare i manichi, e ci cuzzai. Ma che combinastro? Ci facessero una manica più lunga e una più corta. E guarda, buoni su. Ma come no? Che tagliate voi stessa. Ma chi è che dici? Ma sembra che c'è cercato un pilo un talone. Ah, chi su chi è pilo? Chi sta in giavo? Cadiniti buona, dopo. che poi chi tu, non che a me lo scossonetto, io ti fettusi, ma innanzi più lungo e uno più corto, perciò ci sta buona. Ai. Lo sapiste, vero? Lo sapiste che ne scivo, don marito? Zindetto. 6 mesi se ne ha fatto. Oh, non ce ne graziamo, ma un gugnardo non si intende. Foro picca. Io ho penduto. Non mi è l'ora di stare seduto bene per domandare da perdono, sai? Troppo tardo. Aiutina. Ma che per davvero dici? Come vi sta a parlare secondo voi, eh? Si Che intende? saggio. E i miei tempi i picciotti ragionavano dell'altra maniera. E come ragionavano, si intende? Ragionavano che facevano la volontà di Dio, facevano. E qual era sta volontà di Dio? Era che quando una picciotta scindicava, ossia passava a malo destino con giovane da bene, o di chiedo, o meglio morta. Con giovani da bene? Sicuro. Ma ora c'è un'altra storia. Ora i picciotti si scordano presto. Pensano, no, un zitto e non pensano più all'antico, io ti saluto. Sara, quanto va dato marito per fare questo discorso? Pace, figlia, Spirito Santo. Mia, mi dici queste cose? Oh mio, che t'hai voluto bene, come una figlia mia. Ma dico io, ma che è arrivato un porco spino? È buono, non vi scropoliate. Ma come, io ti portavo buone notizie, ti volevo dare buoni consigli. E i vostri consigli te ne divelli per voi. Ma come ti portare la notizia che marito torna a te venduto, innamorato che sei prima e tu? E io non ne voglio sentire parlare più. Dove è stato? Dove è stato? Non sogno paciona da mia volontà. Oh figlia, tu sei paciona di fare che tu vuoi. Mi disse Donnelli, dice, che tanto... Oh, a Zazzara c'è! Salutiamo. Zazzara, vedete che oggi è lunedì. E allora? Siamo chiusi, se finisco a fare la vaffa, fate bene domani che è martedì. Ma finisce a casa, vabbè. Oggi è giornata di pulizia. Sempre spiritoso siete voi. Questo discorso. Come finivo? Finivo, non è che finivo tanto buono. Io però si sta conoscendo che a banca, messi, vai, donna. Vai, donna Catina, dice. E c'è poi che dice, se avete bisogno di cucchietta, ingaffi, maccette che buone. Sì. Io ho petrolio, e poi per discorso ne parliamo. Poi ne parliamo. Vabbè, a poco conto, va. Oh, stai a parlare solo, me ne vai. No, che te solo su, state dicendo, ma non mi scherzo la da dire. Oh, vasso. E poi c'ho quello da fare, fai che te. Volete stare, ve ne volete dire. Ah, basta che venite, noi siamo a posto. Che dici che stavo ieri, parto io? Sì, quasi, Fatto quasi. io? No, dico sì, quasi, si siamo un do fattoriri. Allora, già come comprate? Ah? I roghi, regolare già i roghi. Chi è che aveva? I roghi. I roghi. Ah, i rulori. Sì, quelli che pensavo tu avevi. Ma chi è che sta? Che non parla? Chi è che? Cos'è sto fatto? Dico, là forti i roghi, là che pensavo, che tu ogni tanto. Ah, che ogni tanto, no, sì, ora, ma... Allora tempo ancora ci vuole, quando è certo. tempo poi mi chiamate che c'è mio nipote che venite. Poi, Minica. Minica, Ma Minica non faceva la lavannara. una volta faceva la lavannara, ora studiamo con la lavatrice. Hai visto? Ah, Naedina, di lavannare alle lavatrici il passo è breve, quando io non ci pappete. Quando volete la chiamo a porto di voi. State stare che per ora c'è la cognata di mia suocera che è... Qui la cognata. Qua? Chi è la lavatrice? Sì, ha storiato, ospedale, cose. Buono, comunque avete Non- bisogno mi
mi chiamate? Non Ma è stai Zazzara. no? Zazzara, una di queste nottate che sono un poco più libero, vi porto una bella serenata. Buttateci la boscia solo che è più picciotta. Io la voglio buttare a voi perché voi mi facete genio. Più fame e paccarazziani c'aviti e che sai mi piace di sciolare ufficiano. A mamma di 100 anni che ambate siamo a tombare fogli. E perché voi 120 fino a stura e io 100. Beh che ci sogno, ma non cremita fino a questo punto. Tasara, queste sono sghiccionate d'amore. Ma poi, lo vado. Tasara. Ma toccate. Tasara, muini, qua, davanti a donna Catina. Giuro e prometto che appena sgrava Isabella, tutto noi ne fuiamo. No, sempre spiritoso siete. Ma che non avete pensiero di casa? Guarda qua, faccio dove chiappare. Non mi toccate. Datemi un assaggino. Vieni qua. Passa là, Buona donna, posso solo se ne va. Aitina, posso succedere? Siete in casa vostra. Intanto Neli dice che non è da così. E allora ti vinni. Canto venri. Aitina, io devo dire tante cose. No, oggi non avevamo più niente di diridi. Io e me ci sì. Ma prima di tutto, stai a basare il tuo frazzillo che ti sfisi, zino a quando io ho aiutato. Tutta ora finisci sta tenirizza. Tutto st'amore sviscerato ora vi vinni. E quando io piangeva morta di fame e di freddo voi... Lo saccio, ma tanno era pazzo. Ora sogno qua. Aitina, dimmi che mi perdoni. Di perdonare vi perdono. Fosse stato più mia, ma in questo carcere vi avesse fatto. E allora perché che mi chiamate voi? Che non mi vuoi bene più? Io no. Non posso dire menzogna. Aitina, non mi parlare così a me. Aitina, vedi che io... Sentite, Maro, io non mi posso fare credere una cosa più nausa. Ora è troppo tardo. E dove cori non ci si più. Ecco. Ah, sì? E qui c'è ora andato cori, Neli? Neli che ti porta i serenati? Ma vi dite che è gelosia che vi fa parlare? E se non avesse stato Pinnelli che mi ha fatto più di infrati, decidimi una cosa. Chi ne fossi ora di mia? A due quattro palanghe che ti ha speso ce le restituisci con tanto di più io. Voi dicite che a che denari si aggiusta tutto. Ma per certi cosi non ci basta un tesoro di Sant'Aida. Sentite, Maro, come pensiero conoscete? Voi di femmini ne potete avere quanta reina domani. Lasciatemi in pace e pensate ad altro. E il Signore vi accompagna. Che mia non mi abbandona. Vai, Aitina, ora finiamola. A questo tono che pigliasti e a questo voi. Io venni qua per portarti con mia, perché tu sei cosa mia e io ti voglio un'altra volta. E sono curioso di vedere cosa appone. Io mi oppono. Ma chi credete che sono una di chi che potete pigliare e lasciare a piacere vostro? Cammina con me. No, lasciatemi. Cammina con me. Lasciatemi. Finiamola, va. Finiamola, fango di Giuda. Non mi toccate. Neli. Non esiste. Nesci. E sentiamo, chi è che voleva di donna Aitina? Quello che voleva e voglio non te l'ho dire a te, manco presenza tu. Oh, Marinino, Perché? ha trovato al punto giusto. Giusto. Marito, lei vede il zocco in da secchietta. C'è un fierro. Non mi scandalo, ora mi compare, ce l'ho il fierro ora. Sta lo anzi. Ce l'ho avevo, guarda.
Marito, su hai a me, da secchietta, e milla mia, così lo amo là. No, così ci finiamo, Levati il gioco. Non abbiamo moderare una lamma. Ora facciamo una bella cosa. Andiamo. No, ne aspettiamo, un bar. Aspettate. Oh, a Zasara c'è. Scusate la giacca di Carmelo Scussonetto. A rovastro il momento giusto, Zasara. Per me compare è sempre il momento giusto. Chi è che sta? Aspettate magari voi. Aspettate a vedere. Pedire, non è pedire. Sai, ho sindacato, dice che... Cae. Sì, ma me ne stai. No. No, perché hai un affare, che come c'è una chitarra che mi è venire, che cosa la va a accattare, non sa può accattare. C'è un posto per te. È una cosa di famiglia, io me ne vai. C'è un posto per te, assettati. Sai che è meglio che siamo chiossai. Ciao Ferro. Ora ne facciamo bello ballo. Marito a balla con mia. O ballo che potremmo fare tutto noi, cani e tascetto. Madonna, che saggio oggi, Marito. Marito è abituato come di teatro, cose, San Giorgio. Signore miei, per carità, Aitina, ma tu che puoi fare succedere che io c'ho oggi? Ma perché mi è rivolgita a mia? Come ho visto rivolgere a Menanna Sant'Armuzza? Scera, la cucia sei tu. Signore miei, lo fate chi sto qua? Che tuo marito, mentre che era in collegio, Ci fecero questi te da marinara. ci dicono, mi state a Marina. Ma chi è che state dicendo? Un collegio, che fanno? Mentre che era in collegio, dico, ci viene in mentimento. Vuole un'altra volta a Itina e se vuole buttare qui, vero? E io non ci voglio dire più. Ma che devo dare sentimenti, figlia? Stato muta. Senza pepediare, cioccolatite. Chi? Donna dei palafitte. Stato muta, lasciate parlare ai femmine. Ma perché io che sono? Scherzo la natura, siete. Signore miei, ce la dobbiamo finire. Che la femmina oggi non conta più niente. Che cos'è quello ha detto questo discorso qua? La femmina oggi ha le sue cose. Io non so, se dai tempi che furono aveva le sue cose magari, ma oggi ce l'ha di più, forse. Ognuno ha le sue cose. E ce la dobbiamo finire con tutti questi tabuti antichi, con tutte queste credenze. Ce la dobbiamo finire. Donna Catina, voi parlate, non vi scaldate, senza pelo sopra la lingua, che non capite che inizia, sbomecatelo di fuori. Parlate. Parlavo. Io non parlo. Come non parla? E alla parlate voi, compare Nero. Io non parlo. Ma che subbiate, chi non parla, non parla. Sta bene. E allora parlo io. Che fu? Niente, mi sussidi. Guarda, a questo vi sussidi. Che ognuno aveva la sua personamma nell'alzata. Io mi alzo di questa guisa. Signore miei, che ho fatto uno, che mentre che Don Marino era in galera. Sì, signore, in galera. Quello con legge, in galera. Donna Catina si è innamorata di un'altra persona. Cose che succedono, perché mi quando uno è in galera. Ecco. E quest'altra persona è mio compare Nele, che ha presente. Scioglieteci il numero. Diavolo, vogliorini, vero? Ma come, dico io? Ma sacchino, comodo, per casa so, per uno con la coglione. Scusate, Donnello, per uno dico, Aitina, per uno che non ti ha detto mai, ti voglio bene. Stasera statevi muta, perché voi non mi conoscete. Io sogno buono, sogno caro, ma se mi piglio di 5 minuti, per dire che faccio? Non stai rodando in questo momento, non completamente. Cose da pazzi. È così, così pazzi. Cosa di pazzi? Donna Edina,
Parlate bene chiaro, qua non c'è di scandare se tenente. Dico, è vero che tu carissimo compare Nino? E chi su vostro pensiero? Chi sto è? Wow, spacciatevi. Menudo, ora mio compare Nino sta parlando, guarda, ma che ne senti? Senti, Attia come scemo fuori a dare una succhiata rivastonati. babbo, e io che necchio solo, io qui non necchio. Susciti, e leviti il capo e ti ne corre che Dio solo sape che ci vuole oggi per trovare un posto e io si mette qua. Libero, vero? Non è idea, pensate buono a chi tu carecisto. Dico, voi vi persuadete, vero, che ne viene qui tu sarete sua moglie. Perché tu hai l'obbligo di sposarvi, tu, mentre io s'obbligo non ce l'hai. Perché tu ti sposi, vero? Ma sposo. La sposa. La sposa? Tempo 15 anni. Tempo 15 anni. Tempo 15 anni. Tempo 15 anni. Quando è così, tu parlo, non ne vedremo più. Un posto ci ha pensato. No, non può essere. Chi sto dicendo io? Sentite, Neri, io vi dico qua davanti a tutti, che con voi, come schiava e come amanti, ci vengo con tutto cuore. Ma qui tu no, né come moglieri, né come regina. Tu mi hanno dato sotto e sopra. Vedi che sorta di fiammolo che arriva addosso stomaco. Oh, ce n'è chi sta femmina tinta? Come vedi, io i mezzi ci mise tutti. E fu meglio per te che parlavo chiara. E tu che credi? A chi tu caricita? Oh, lo basalocco, ma chi ti sta schizzando? È vero, Aitina, che scherzi? Oh, parla come se fossi libera di te stessa. E perché non è libera, sentiamo. E che fecimo un contratto di chi che si può sciogliere solo con la mano. Lasciami stare! Chi c'entro io? Lasciami stare! Chi c'entro io? Chi c'entro io? Non pare! No! Ci ha pensato, alle pensato, ci ha pensato, compare. Ragione avete, compare. Perché non mi state? Ragione avete. Fuori. Vattene. 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 Nesci. Libero? Tutto è bene? Perché finisce bene? Sì, ne stiamo scappando, Riccaino. E a mia più cara, non ci vengo più. Amonene, Nino. Ma voi non ci vengo più, basta, finito. Ti metti su con l'angia cavata, Amonene. Passate avanti che ora Che vengo. passiamo Non posso avanti? venire, Che amore. passiamo avanti, che cosa che raccorra solo che ne aspetta? Non può essere. Amonene, Non cammino. posso venire. Amonine, come ti fai a mia amonine? Che ti piace che io non posso venire però. Ah, ma lasciare soli. Senti, lasciamo soli. Amonine, va. Non posso stare più che in va, forza. Non posso venire, io voglio stare Ma qua. perché non può venire? Non posso venire. Ma perché? Ma perché? Perché muoviti? Non mi posso muovere. Ma perché? Oh, che avete? Ma lo passo in aria e...